Inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 luglio sarà contrassegnato dal primo dei 5 bollini neri della stagione estiva, previsti 182.000 transiti nell'arco delle 24 ore, con possibili rallentamenti e code sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in prossimità degli svincoli verso le località balneari al mattino e al pomeriggio e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Casello che è osservato speciale per le limitazioni della superstrada slovena H4, dove, va ricordato, fino a novembre è chiusa per lavori la direzione nord. Il bilancio dei primi 15 giorni dal 6 al 21 luglio registra un incremento all'uscita di Trieste, su cui si riversa gran parte del traffico per la chiusura della direttrice slovena, di quasi 43.000 mezzi, quasi 3.000 in più al giorno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, di cui la metà sono veicoli leggeri, più 9,4% rispetto al 2025. Stando quindi a questi primi dati incrociati con quelli storici, è probabile che nella sola giornata di sabato transitino circa 24.000 mezzi alla barriera dell'Isert. Proprio per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare code all'uscita della barriera, con 300 persone in campo. Tra queste il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale per velocizzare i pagamenti, l'estensione a tutte le piste dei contactless, l'ottimizzazione delle modalità di pagamento telepass manuale e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la polizia stradale, con deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 in presenza di code di circa 3 km in uscita alla stessa barriera dell'Isert.